Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Benvenuti, buon martedì 29 di settembre, siamo pronti ad affrontare una nuova giornata insieme. In apertura, sapete, Io Compro Siciliano Live tutti i giorni dal lunedì al venerdì, puntuali alle 12. Ancora inserito all'interno dei format di Io Compro Siciliano abbiamo anche l'appuntamento delle 18 con Aperitivo Social, con il mitico Francesco Caravello, uno dei tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano. Ne approfitto anche per salutare Giuseppe Giorgiani e Davide Morici, sono proprio loro che hanno dato inizio a questa meravigliosa realtà. Ancora inserito all'interno del palinsesto di Io Compro Siciliano, ricordiamo anche l'appuntamento delle 12 del sabato che è Io Compro Siciliano Chef con Alessia Smile Food, la nostra ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo. Bene, siamo arrivati a questo martedì e noi per iniziare questa puntata non possiamo che iniziare con i nostri ringraziamenti ad ognuno di voi e quindi grazie 255.561 volte grazie. Grazie sempre, continuiamo a camminare velocemente e si avvicina, ormai siamo veramente alle ultime battute di questo mese di settembre, ci avviciniamo ad ottobre, ottobre sarà un mese importante perché sapete proprio al 9 di ottobre presenteremo alla stampa nazionale ed internazionale quello che è il piano industriale di Io Compro Siciliano. Finalmente sapete, abbiamo il nostro portale www.iocomprosiciliano.com, il grandissimo portale del Made in Sicily per portare la Sicilia nel mondo e il mondo nella Sicilia. Sono circa 50 aziende, circa 2000 articoli, prodotti, ancora la possibilità di poter degustare non solo quelli che sono prodotti tradizionali di alta qualità e attentamente selezionati, ma naturalmente anche poter vivere l'esperienza attraverso anche l'arte, perché troverete anche articoli che esprimono la nostra arte, la nostra cultura. Ancora all'interno del nostro portale www.iocomprosiciliano.com troverete anche delle ricette da ogni parte della Sicilia che ci spiegheranno e ci racconteranno le tradizioni in tavola. Bene signori, noi siamo pronti per questa puntata. Oggi abbiamo un ospite specialissima, sarà una dolce puntata, anzi forse più che dolce, un gelato puntata? Sì, proprio così. Oggi vi porteremo nella bellissima città di Scicli. Siamo nel territorio di Ragusa, Scicli che è una città monumentale barocca, sapete il suo centro storico nel 2002 è stato inserito nell'elenco del patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, una bellissima città da conoscere e visitare, anche se naturalmente ne conosciamo gli scorci attraverso un'importante serie televisiva, Montalbano, e oggi la visiteremo da questo aspetto tradizionale ed esattamente parleremo di gelato e lo faremo in un modo particolare perché avete mai sentito parlare di neviere? Eh sì, perché la gelateria di oggi si chiama Nevera, la sua titolare è Elisabetta Fidone, che chiamerei subito grazie all'aiuto del nostro Paolo Gatto in regia. Buongiorno, benvenuta e bentrovata. Buongiorno a voi, grazie dell'introduzione. Grazie per essere con noi. Senti Elisabetta, noi oggi parleremo di gelato, parleremo di un'antica tradizione, pensa, sono 6 anni di attività, ma la vostra è una tradizione di famiglia antichissima, sono 50 anni di tradizione, c'è veramente tanto da raccontare, però abbiamo proprio un collegamento velocissimo e poi inizieremo la nostra intervista a Elisabetta Fidone
Perché il nostro uomo dello sport, Daniele Di Gregori, l'abbiamo lasciato nella scorsa edizione di Io Compro Siciliano Live, lo ritroviamo in forma, in formissimo, sta girando la Sicilia con il suo giro cost to cost, oggi dovrebbe essere ad Avola. Signori, abbiamo questa piccola incursione del nostro grande Daniele Di Gregori. Ci sono, ciao, ciao, Ma che ciao! meraviglia, ciao. Sì, adesso sono Dove ad Avola. Dove sei, Daniele? Come sto? Ho le gambe un po' che mi urlano, mi gridano di disperazione, per favore basta, però io continuo, che c'è la resilienza è l'ultima a mollarmi. Tu sei meraviglioso. Dove sei adesso, Daniele? In questo momento sono ad Avola, siamo stati a Noto, bellissima capitale del barocco in Sicilia, inutile che ve la presenti io, stupenda. Abbiamo incontrato l'addetto stampa del comune, l'assessore allo sport che ci ha fatto l'accoglienza, adesso siamo qui ad Avola e aspettiamo il sindaco di Avola in persona per scambiare insomma un po' di idee sul cicloturismo che si incastona perfettamente nella nostra Sicilia. Qui c'è l'assessore allo sport, fermi un attimo, eccolo qua. Salve, eccolo, buongiorno, benvenuto e ben trovato. Siamo felici che ci sia lei ad accogliere il nostro Daniele Di Gregori, ma è importante far vivere e far conoscere la Sicilia anche attraverso gli occhi di uno sportivo, assessore. Allora, io sono assessore al turismo, non sono proprio sport, diciamo la verità, però cambia poco. Allora, sì, è veramente bello vedervi qua oggi e comunque con una bellissima giornata come questa che stiamo vivendo. Bisogna dire che Avola è molto valorizzata dal punto di vista sportivo e quindi abbiamo molti ciclisti e è stata anche sede di allenamento di molte squadre a livello nazionale. E quindi da questo punto di vista siamo veramente orgogliosi e felici di quello che stiamo facendo qui ad Avola. Tra l'altro, assessore, si parla di sport, naturalmente lei adesso diceva io sono poi assessore al turismo, ma noi parliamo sempre di qualità dell'accoglienza e soprattutto parliamo sempre di giri esperienziali. Attraverso lo sport, ma anche attraverso altre iniziative, noi riusciamo anche a visitare città meravigliose come Avola, appunto, ne è una rappresentanza straordinaria. Noi vi ringraziamo per questo collegamento. Daniele Di Gregori continuerà il giro con il cost to cost. Prossime tappe, Daniele? Prossime tappe abbiamo Brucoli per questa tappa, chiudiamo la quinta tappa con Brucoli. Domani facciamo Taormina, a seguire continuiamo verso il Messinese per ritornare a Palermo. Bellissima esperienza. Vi prego di seguirmi perché ho bisogno del vostro calore. Sì, di cost to cost. Assolutamente saremo presenti. Grazie. Noi vogliamo salutare anche l'assessore. Senti Daniele, ma tu sai, noi ti seguiamo, ma io ho bisogno per chiudere i collegamenti, perché altrimenti il regista non mi chiude il collegamento, di far avvicinare un po' più verso la camera e chiudere nel nostro consueto modo. Assessore, Daniele ormai lo sa perché è di casa, dovrebbe gentilmente ripetere con noi, io compro siciliano. Ci piace. Cost to cost, Daniele Di Gregori. Buona continuazione, Daniele. Ciao. Bocca al lupo. Ciao. Ebbene sì, vedete come poi qualsiasi cosa, Elisabetta, lo sport, i prodotti, l'arte, continua a far conoscere tutte le bellezze della nostra meravigliosa isola. E a proposito di questo entriamo nel vivo del racconto di Elisabetta. Sono 50 anni di storia, perché poi in realtà nasce un po' con la passione del papà, ma mi piace raccontare, adesso entreremo poi nel vivo, abbiamo dei prodotti di altissima qualità. Proprio a proposito dell'altissima qualità dei suoi prodotti, pensate, la gelateria di Elisabetta Nivera ha ottenuto riconoscimenti importantissimi da Gambero Rosso, è stata anche recensita ed è sulle guide turistiche di Lonely Planet. Insomma, stiamo portando veramente avanti
una realtà meravigliosa che è quella di Elisabetta. Elisabetta, cominciamo a parlare della storia un po' di famiglia. Ma sì, hai detto bene, ci sono più di 50 anni di storia, tant'è vero che quando abbiamo deciso di aprire nessuno si è meravigliato, insomma, che aprissimo una gelateria noi, perché papà già, insomma, negli anni 60 aveva aperto questo locale insieme ai suoi fratelli e aveva creato un piccolo spazio dove potersi rilassare, dove potersi dilettare, dove poter andare con le famiglie, piccoli, grandi, tutti andavano al locale di papà a gustare il gelato. Il gelato che, ecco, insomma, in quegli anni insomma, erano pochi magari i locali che cominciavano a prepararlo in maniera artigianale. E quindi, insomma, noi fin da piccoli abbiamo respirato quest'aria all'interno del laboratorio. Vedevamo papà che preparava, che miscelava gli ingredienti, insomma, qualcosa ce la siamo portata dentro. Quindi, quando è arrivato il momento giusto, anche noi, ognuno con le proprie esperienze, ognuno con i propri studi, con questo progetto in tasca, insomma, abbiamo deciso di aprire proprio sulla via dell'UNESCO, dove hai ben detto tu, girata la fiction Montalbano. Quindi, insomma, ci trovano facilmente ed è anche una location, insomma, molto bella, oltre a vedere, ad avere intorno tutte le bellezze del barocco, si può gustare anche un ottimo gelato, insomma, fermandosi da noi, ormai da 6 anni. Elisabetta, senti Elisabetta, ma parliamo anche di quello che è il nome. Nivera, perché Nivera e poi che cosa sono le neviere? Spieghiamo ai nostri amici che ci seguono. Sì, perché pensavamo che insomma la stragrande maggioranza della gente dovesse conoscere, in realtà non è noto ad alcuni. Le neviere, l'abbiamo pure scritto all'interno del nostro negozio, sono quelle antiche costruzioni scavate nella roccia in cui si conservava la neve durante l'inverno, quindi erano tipiche delle zone montane dove c'era la neve, cadeva la neve durante l'inverno. Poi questa neve si stipava, diciamo, cioè si attaccava tutta alle pareti. Quindi diventavano delle ghiacciaie naturali e cominciavano a mettere anche le derrate alimentari all'interno delle neviere, per cui i primi frigoriferi, tant'è vero che anche in spagnolo, insomma, la nevera è il frigorifero, quindi gli spagnoli quando arrivano non si meravigliano del nome, perché comunque per loro ha un'assonanza familiare. Per cui, ecco, poi durante l'estate si grattava la neve dalle pareti e con degli sciroppi di frutta nascevano i primi sorbetti e quindi si portavano anche in spiaggia i primi sorbetti e questo era bello, insomma, comunque cominciava ad utilizzare anche la neve, insomma, come prodotto di risulta poi dalla conservazione, ecco, delle derrate. Per cui, ecco, noi ne abbiamo delle antiche, cioè abbiamo delle neviere ancora, vabbè, ovviamente non si utilizzano più, però degli esempi nella zona di Chiaramonte, nella zona dell'Etna, nella zona del Siracusano, di Buccheri, per cui insomma delle persone che abitano là sono al corrente dell'esistenza delle neviere, altri, soprattutto vabbè, gli stranieri, insomma dobbiamo spiegare che cosa siano le neviere e da dove deriva il nostro nome. Il fatto che comunque utilizziamo e facciamo un prodotto assolutamente naturale, privo di grassi idrogenati, di coloranti, di aromi artificiali, eccetera, che doveva essere inserito all'interno dei pozzetti e quindi riposto proprio non in una vetrina espositiva, ma all'interno dei pozzetti, ci ha richiamato l'idea delle neviere. Proprio i pozzetti stessi, l'antico modo di conservare il gelato, ci ha richiamato a questa idea delle neviere, per cui da lì insomma è nato il nostro nome. Io penso che sia stata la scelta perfetta, anche perché è, come dici tu, un racconto legato proprio alle tradizioni. Io vorrei chiedere al nostro regista Paolo Gatto se c'è qualche messaggio da parte dei nostri amici che sono come sempre in collegamento. Beh, allora partiamo con un messaggio straordinario perché Marzia Monreale, che è la nostra caporedattrice, per cui ciao, buongiorno a te Marzia e grazie. Abbiamo Giuseppe Martino, buongiorno Giuseppe, benvenuto. Dora Mirabello, buongiorno a lei, tra l'altro Dora è sempre presente ai nostri live, ciao cara Dora, grazie per essere con noi anche oggi. Maurizio Tummini, anche lui un caro amico, buongiorno amici di Io Compro Siciliano,
E io come sempre ricambio agli amici, artisti, nostri amici, che è proprio il gruppo che gestisce Maurizio. C'è Marzia Monreale che dice benvenuta alla nostra dolce ospite Elisabetta. Voi tra l'altro vi siete anche sentite. Quindi un saluto da parte di Marzia. C'è Chiara Seguita che dice lo sport è qualità, quindi io compro Siciliano e l'uomo dello sport, spero faranno tante cose insieme. Assolutamente, ci sono tanti bei progetti legati allo sport, legati alla moda, c'è veramente tanti progetti che stiamo portando avanti. C'è un saluto, ciao al nostro caro amico il Faraone Palermo, buongiorno carissima amica Katia Scuzza ed Elisabetta e anche Daniele che appunto è andato via nella connessione. Avola è bellissima, è autentica, è vero, molto bella. Fausta Intravai, attrice, anche lei segue con attenzione i nostri live. Buongiorno, io compro Siciliano. Ciao Fausta. Naturalmente Gaspare Bianco, gelato già provato, davvero un'eccellenza del gusto. Ciao Gaspare, tra l'altro avremo modo di intervistare anche te a breve, perché lui parla di accoglienza, quindi parleremo di turismo con Gaspare. Amalia Lopinto, buongiorno a te e a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Allora scusatemi un attimo, io saluto sempre tutti, vorrei fare un saluto in particolare ad Amalia Lopinto perché oggi è il suo compleanno, 29 di settembre, ne approfitto per salutare tutti gli amici che oggi compiono gli anni. Amalia, Maliona è la mia mamma e quindi auguri mamma. Allora, John Blandi, leggevo poc'anzi. John, buongiorno Katiuska ed ospite. John è un siciliano che vive a New York e che segue sempre con attenzione i nostri live. Salvo Bucchieri, buongiorno, ciao Salvo. E volevo salutare il Faraone Palermo, un bel messaggio, vediamo. Elisabetta Fidone. È un nome di garanzia. Sono stato e ho assaggiato, è davvero una goduria artigianale e poi Scicli è bellissima dove si trova. Hanno girato un sacco di scene del nostro commissario Montalbano e del nostro grandissimo maestro immortale Andrea Camilleri, è vero. Mariano Carbonetti, grande chef, ciao, un bacio speciale a Mariano Carbonetti, ieri l'abbiamo visto, Mariano è il nostro chef, il nostro antropologo dei piatti siciliani, un grande collaboratore di Io Compro Siciliano, quindi per noi è un grande vanto. E tra l'altro le ricette che troverete all'interno del portale www.iocomprosiciliano.com sono state attentamente scelte da Mariano e dal nostro Francesco Caravello, quindi visitate il nostro portale. Buongiornissimo Katiuska, un saluto alla tua ospite di oggi, la Nivera, nel titolo Una storia immensa. Ho avuto modo di studiare l'origine del gelato in Sicilia e le nivere erano le nostre moderne celle di conservazione del ghiaccio, quello che poi ci stava proprio raccontando adesso la nostra ospite. Beh, noi continuiamo a questo punto la nostra bella intervista. Come vedete si parla come sempre di storie di famiglia, si parla di questo passaggio generazionale, ma si parla sempre di questo grande attaccamento alla nostra terra e soprattutto alle cose di qualità. Stava raccontando Elisabetta che i prodotti utilizzati sono prodotti naturali di altissima qualità. Io adesso ve ne citerò qualcuno, per esempio, cioè, tra i gusti di gelato c'è fichi d'India, more, fichi, lamponi di Scicli, gelsi dell'Etna, carruba locale. Beh, cioè, già soltanto a nominare questo, quindi si parla di prodotti del territorio, giusto Elisabetta? Sì, assolutamente. Cioè, abbiamo la fortuna di avere tanti prodotti a portata di mano, dico io, perché in Sicilia abbiamo veramente tanto buon cibo, tanta buona materia prima, come hai detto tu, dalla frutta fresca, di cui ci riforniamo veramente da produttori locali. Hai detto bene i lamponi di Scicli, abbiamo delle produzioni veramente notevoli di lamponi ottimi nel nostro territorio. Le more fresche raccolte da amici, insomma, voglio dire, a portata di mano, i fichi d'India la stessa cosa, la carruba, produttori locali, ce ne sono a Rossolini, ce ne sono a Frigentini, il pistacchio stesso, il pistacchio che utilizziamo noi lo alterniamo a quello di Bronte, che è ottimo indiscutibilmente, ma c'è un altro pistacchio nella nostra Sicilia, che è nella zona di San Biagio Platani,
ed esiste un'associazione di produttori che producono un pistacchio di eccellenza, buonissimo. Io ho dei clienti che preferiscono quello a quello di Bronte a volte, no? Abbiamo delle veramente materie prime che a volte magari non si conoscono, per esempio la nocciola dei Nebrodi. Non abbiamo solo una buona nocciola in Italia che è quella Piemonte, o Ciffoni, eccetera, ma abbiamo veramente delle piccole produzioni anche noi, e quando abbiamo la possibilità di poterci approvvigionare, anche la nocciola dei Nebrodi è un ottimo prodotto. E poi ci piace anche fare un pochino di didattica del gusto, no? Cioè, non si conosce questo prodotto, io te lo faccio conoscere, tu poi mi dici se ti piace o meno, ma comunque voglio dire, è quello, cioè noi abbiamo anche questo, potrebbe essere apprezzato o no, è sempre, sono sempre prodotti eccellenza, sempre prodotti buoni, però ecco, poi mi piace anche instaurare un discorso di critica, no? Quello che viene fuori, sì, questa nocciola è un po' più tostata di quella, un po' meno, eccetera. Per cui ecco, è anche una comunicazione continua con il nostro cliente che è molto preparato ed è molto esigente anche. Noi abbiamo dei clienti veramente, un consumatore che sa esattamente quello che vuole, ecco, non Tra l'altro, lascia nulla. Elisabetta, quello che dicevi tu adesso, il racconto legato ai prodotti è una cosa importante perché si fa rete in questo modo, è la famosa rete di cui tanto si parla, perché utilizzare prodotti di qualità, di altissima qualità del territorio, significa parlare di prodotto, produttori, territorio, e torniamo sempre a qualità, identità, provenienza. Quindi questo è poi, ed è proprio questo, su questo, Elisabetta, che voi avete ottenuto importanti riconoscimenti, proprio su questa identità e sull'altissima qualità dei prodotti. Certo, perché allora la bellezza anche di assaggiare un prodotto è permettere ad una persona di ricordare un gusto che magari aveva assaggiato quando era piccola, quindi riportare indietro nel tempo, fare anche un percorso di recupero dei gusti e delle tradizioni, per esempio preparando il gelato al mustazzolo che è attualmente in produzione ed è piaciuto tantissimo. È un gelato che abbiamo preparato, abbiamo mutuato dal classico biscotto che si fa in tutta la Sicilia, però magari in maniera diversa da una provincia all'altra, col vino cotto. Quindi abbiamo preparato questo gelato col vino cotto, con la mandorla, con la cannella, con l'arancia dentro, che riporta dei sapori veramente antichi, però fortemente legati alla tradizione, e ti fanno riscoprire dei gusti che magari avevi assaggiato quando eri piccolo dalla nonna ed è bellissima, insomma, questa sensazione che ti comunicano i clienti. Poi è vero, fare rete, fare territorio, mai come quest'anno, insomma, ci siamo imposti di acquistare assolutamente dai nostri produttori locali in maniera ancora più convinta, perché comunque abbiamo passato un periodo veramente difficile. Quindi aiutare e venirci incontro anche con l'acquisto di piccole quantità o di grandi quantità che potevano essere, ecco, per noi è stato molto importante. Quindi abbiamo proprio focalizzato la nostra attenzione sull'acquisto di dei prodotti più locali possibile, ecco, Sì, chic sì. dintorni. Ecco. Noi questa, come vedete, cari amici di Io Compro Siciliano, continua a essere un'ulteriore testimonianza di quanto è importante sia lavorare insieme, tutti insieme. Questo è un altro, e penso che sia stato poi, lo dicono anche i 3 fondatori di Io Compro Siciliano, il vero elemento di svolta è quello di avere creato finalmente, proprio da questo periodo molto brutto, avere creato questa grande compattezza che ci ha dato la possibilità di poter risollevarci e ripartire ancora più consapevoli, la consapevolezza. Elisabetta, io fra i riconoscimenti, lo dicevo proprio ad apertura di puntata, c'è il riconoscimento da Gambero Rosso, poi tra l'altro voi siete anche presenti in importanti guide, giusto? In importanti guide turistiche. Sì,
sulle Lolliplane, su Touring Club, sì, sono dei riconoscimenti che ci fanno veramente grande piacere e ci riempiono d'orgoglio. Noi siamo artigiani comunque, insomma, noi lavoriamo nel nostro piccolo laboratorio, io e mia sorella in particolare ci occupiamo di laboratorio, produciamo noi proprio con le nostre mani e mio fratello si occupa della comunicazione, comunque il Deus ex machina che ci suggerisce le ricette, provate questo, provate quell'altro, e noi lì insomma di buzzo buono che ci alziamo la mattina e proviamo come stanno bene gli ingredienti l'uno con l'altro. Però ecco sì, ci riempie veramente di gioia avere questi riconoscimenti ed essere cercati, ecco, dalla gente che viene con le guide in mano, sa che stiamo sulla via, insomma, e ci viene a trovare appositamente per gustare il gelato, e quindi insomma questo ci riempie di enorme piacere. Cerchiamo sempre di fare insomma il nostro meglio. Ci riuscite benissimo. Senti Elisabetta, il gusto che più ti piace? Allora, io quando mi dicono scegli quale gusto mi consiglia, quello è più buono. È difficile, come si fa? Sempre, allora, io li preparo, cioè per me sono tutti dei figli, è come dire alla mamma scegli il figlio che preferisci, è impossibile perché ognuno di noi ha un gusto che preferisce, per cui da lì si inizia un percorso di degustazione, anche solo di assaggini, per poi fare una scelta consapevole. Dico, io non mi prendo la responsabilità, però ti suggerisco di assaggiare questo, abbinarlo con quest'altro, ecco, quindi si crea anche veramente una situazione carina di condivisione e insomma la gente esce più contenta. Però allora io preferisco la frutta perché comunque mi piace, tra le creme i cioccolati, ma insomma voglio dire questi gusti poi molto legati alla tradizione, sono buonissimi perché questo mustazzolo che ti ho citato, adesso faremo la melacotogna per esempio, che è un'altra di stagione, queste cose insomma sono molto buone, ma c'è, al di là del gusto, veramente quello che ti dicevo, c'è tutto un percorso di ricordi a cui ti richiama quel gusto, ti rimanda proprio magari a momenti particolari, alla tua infanzia o a persone particolari che ti preparavano quel piatto, per cui non è solo sempre una questione di gusto che ti guida nella scelta. È vero, c'è un racconto. Insomma, allora io direi anche quando ci si prepara per il fine settimana, no, alle volte io direi viaggiamo in Sicilia. Secondo me questa settimana potremmo, perché no, andare in questo meraviglioso territorio che è il territorio di Ragusa. Arrivate anche a Scicli e passate da Elisabetta, perché sarà una bellissima esperienza attraverso il gusto, attraverso le tradizioni, attraverso la memoria, quello che poi ci stava raccontando proprio Elisabetta Fidone. Noi Elisabetta siamo veramente tanto felici di averti avuta con noi, per averci condiviso questa storia di famiglia e soprattutto per aver raccontato una parte importante della memoria, ma anche del territorio, dei prodotti. Abbiamo parlato ricordando anche quelle che poi sono le tradizioni antiche, anche sul come veniva conservato, quello che diceva poi lo chef poc'anzi, lo chef Carbonetti, sui metodi di conservazione. Insomma, abbiamo conosciuto tanto di più. Adesso non ci rimane che venire da te, degustare ogni gusto, quindi ci metteremo lì e tu ce lo racconterai. Non faccio altro, guarda, io sono sempre lì, saremo aperte tutto ottobre, per cui insomma venite e visitate Scicli perché è bella pure in autunno, ma anche d'inverno, insomma ogni stagione la città regala degli scorci particolari, delle luci particolari che è bello notare, per cui insomma potete venire tutti in tutte le stagioni dell'anno. Assolutamente verremo a trovarti. Noi ti ringraziamo per questa giornata. Volevo dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo, questo pomeriggio alle 18 aperitivo social con il nostro meraviglioso Francesco Caravello, quindi continuate a seguirci, iscrivetevi anche alla nostra pagina YouTube, seguiteci sui nostri social, saremo felici come sempre di raccontare la qualità, l'identità e la provenienza siciliana di Io Compro Siciliano. Elisabetta Fidone, nostra specialissima ospite. Noi chiudiamo nel nostro consueto modo
dovresti per favore avvicinarti un po' più alla camera e Sì. ripetere con me. Io compro compro siciliano. siciliano, ci piace! Grazie per essere stata con noi, un ringraziamento Grazie a voi. speciale, grazie. Un ringraziamento speciale a Paolo Gatto in regia, alla redazione tutta. Noi vi aspettiamo domani, io compro siciliano live alle 12 e adesso video istituzionale. Ciao Elisabetta! Ciao Catiuscia, ciao a tutti!